Il Partito Democratico di Montallegro, in merito all'autorizzazione del governo regionale dello scorso 12 febbraio sul nuovo impianto privato di trattamento dei rifiuti e alla luce dell'accertamento richiesto dalla Giunta regionale con la delibera del 10 marzo 22, esprime alcune incongruenze sul procedimento autorizzatorio che ha consentito di conferire l'incarico all'assessorato alle infrastrutture della regione siciliana di effettuare la misurazione della distanza dalla recinzione del nuovo impianto della ditta Catanzaro Costruzioni SRL fino alla delimitazione del centro abitato. Il Partito Democratico di Montallegro non comprende come questa richiesta di ulteriore verifica sia arrivata solo ex post, dopo che il governo regionale abbia già autorizzato il nuovo progetto di trattamento della frazione organica dei rifiuti. Come più volte ribadito, il PD di Montallegro, nel rispetto della propria storia politica e di tutta la cittadinanza, considerata la forte vicinanza tra il nuovo progetto e il nostro centro abitato, nelle more dell'espletamento dell'incarico dato per la relativa misurazione della distanza dal centro abitato, riterrebbe più opportuno che il sindaco chiedesse all'assessorato regionale territorio e ambiente la revoca in autotutela della via di autorizzazione del nuovo impianto, tutto ciò per passare dalle parole ai fatti rispetto a una vicenda che sta assumendo i contorni di una pantomima, visto anche il periodo preelettorale.